Si comincia dai parchi, polizia a piedi insieme alla locale, al Parco Milkovic e al giardino del Quadrifoglio. La zona rossa è arrivata all'Arcella e i controlli si vedono nel quartiere. Così come è stato per la stazione, anche l'Arcella vedrà la sperimentazione per alcuni mesi fino al 15 di settembre. Una decisione arrivata dopo l'ultimo comitato dell'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Giuseppe Forlenza. Un provvedimento che ha portato dietro di sé una lunga scia di polemiche anche da parte di commercianti e residenti che vedono nella zona rossa un marchio negativo per il quartiere. Alcuni negozianti di via Aspetti nelle scorse ore hanno appeso cartelli rossi di protesta. Vorremmo dire che questo provvedimento, che è piovuto un po' dall'alto improvvisamente, rischia veramente di vanificare tutto quello che è stato fatto negli ultimi 15 anni per cambiare l'opinione che si ha dell'Arcella e la visibilità dell'Arcella non solo in città ma anche fuori dalla città. È un provvedimento immotivato, è un provvedimento inutile fondamentalmente, che non fa altro che creare un'etichetta per il quartiere che noi cercavamo di staccarci di dosso e che invece improvvisamente ci viene riappiccicata in questo caso. Giorgio è tra i commercianti che ha aderito alla petizione da inviare a Mattarella contro la zona rossa. I controlli sono ben visti, dicono, ma sul bollino zona rossa il quartiere più popoloso di Padova si divide. Io sono felice come residente, approvo assolutamente questa zona chiamata rossa, anche se secondo me non è appunto il termine più adatto. Sono felice perché vedere le forze di polizia che controllano il territorio fa piacere, ci fa sentire tranquilli e non riesco a capire tutte queste criticità che vedono altri, non le capisco. Hanno segnalato tantissime volte spaccio, quindi lo spaccio è il problema principale dell'Arcella, perlomeno in questa zona. Secondo la vicepresidente della Consulta, nei parchi i fenomeni di spaccio sono frequenti ed è proprio da qui che i controlli sono iniziati. Così come è stato per la stazione di Padova, le forze dell'ordine identificheranno persone sospette e chi ha precedenti per reati gravi come spaccio e furti potrà essere allontanato.